grazie a tanti che sono venuti dalle città della Campania, del Lazio, della Puglia, della Calabria, grazie per essere qui con noi questa sera in questa festa straordinaria, perché siamo fra Piazza Vendola e strade contigue 100.000 persone. Grazie di cuore e grazie a Gianluca Grignani per le emozioni che ci ha dato, grazie ad Alex Britti che con la chitarra è un dio, grazie di cuore per questo concerto bellissimo. Allora ragazzi, auguri a voi, alle vostre famiglie per un 2013 davvero di grande felicità, auguri di serenità a quanti ci ascoltano da casa, auguri alle persone sole, alle persone anziane, a quanti ci stanno vedendo dal carcere, alle loro famiglie, ai loro figli, un augurio di cuore, un saluto di felicità. E poi consentitemi due auguri non rituali. Il primo è che quei due soldati che vedete lì possano restare in Italia e non tornare in India nei prossimi mesi. Un augurio ai due soldati italiani. E poi un augurio importante alle ragazze, alle donne, che il 2013 non ci proponga più le immagini di violenza bestiale contro le donne, contro le ragazze d'Italia e del mondo. Allora, questa città è oggi la città più magica, più attraente d'Italia, voi lo sapete. Abbiamo concluso con questo concerto un periodo magico per Salerno, veramente con grandissima gioia e con grande felicità. Abbiamo avuto nella nostra città 2,5 milioni di visitatori, le nostre luci d'artista hanno illuminato le nostre notti, ma hanno illuminato anche l'Italia. Siamo felici che da Salerno, dal sud, possa arrivare all'Italia intera un messaggio di speranza, di fiducia nel nostro futuro. Grazie ragazze e ragazzi, auguri di cuore a voi, alle vostre famiglie, buon 2013 e mi raccomando, piano con le bottiglie. E poi ai ragazzi dei quartieri, forza Granata! Ok, auguri di cuore! Auguri.